Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Delle imprese scende in campo in questa partita importantissima. È stato un segnale importantissimo, io ringrazio davvero Confindustria Udine, hanno allestito un centro vaccinale davvero bello, oltre che importante, quindi un segnale chiaro di vicinanza al mondo delle imprese, ma soprattutto ai lavoratori, ai tanti lavoratori che, come dire, rafforzano questo Friuli. Ho detto prima, i dati che mi stanno arrivando sull'economia del Friuli sono assolutamente importanti, grande tenuta da un punto di vista di prodotto interno, di fatturato, chiedo scusa, ma soprattutto una grande tenuta da un punto di vista occupazionale, cosa non banale, visto il difficile periodo che abbiamo e stiamo ancora, ahimè vivendo. Vuole anticiparci qualche numero che descrive questo trend? Ma no, ma sono numeri, guardate, di tenuta, avremo modo di fare, abbiamo già programmato anche con la Presidente Anna Daniele Mareschi una conferenza stampa specifica, quindi li diremo in quel momento. Comunque sono numeri che vanno, guardate, al di là di ogni mia più rosea aspettativa, ma ciò che a me fa piacere è analizzare soprattutto i numeri del primo trimestre di quest'anno. Qualcuno dice ma abbiamo il timore che possa trattarsi di un fuoco di paglia, io non sono così convinto, l'unico problema che noi abbiamo in questo momento è il reperimento della materia prima e della componentistica, quello è un tema e l'aumento delle stesse materie, però insomma gli ordinativi sono molto importanti, questo ci fanno ben sperare nel proseguo dell'anno. Un sistema, quello della campagna vaccinale, che lei ha avuto modo di testare personalmente? Sì, l'ho testato, devo dire che funziona benissimo e quindi l'unico problema che noi abbiamo, e colgo l'occasione delle telecamere per fare un appello, è importante vaccinarsi, guardate, male non fa, non mi sono manco accorto, no, dell'iniezione, 2 effetti collaterali 0, 3, la cosa più importante, è l'unico modo che noi abbiamo sicuro per sconfiggere questo male, quindi insomma vaccinatevi, adesso i vaccini ce n'è, bisogna solo la buona volontà e la responsabilità soprattutto da parte della gente nel fare il vaccino, quindi un appello, vaccinatevi. Un altro hub vaccinale, questo dedicato ai lavoratori delle aziende friulane? Sì, un altro, ma anche simbolicamente non solo un altro, perché dicevo prima, abbiamo il generale di Alpini, abbiamo il capo della protezione civile, ci mancava l'Udinese, lo Stato di Friuli, è un altro grande passo avanti, quindi poi un'organizzazione veramente importante, che evidentemente è frutto delle competenze e anche dell'esperienza che fino adesso abbiamo fatto, quindi sicuramente è un altro luogo nel quale poter guardare con fiducia al futuro. Lei ha ricapitolato varie scelte che sono state fatte in quest'ultimo anno difendendole e dicendo insomma i risultati poi si sono visti. Sì, noi abbiamo lavorato davanti a quello che non si conosceva e quindi anche alle regole che abbiamo applicato abbiamo cercato di dare le migliori soluzioni possibili per uscire fuori da questa storia. Adesso siamo di fronte all'ultimo miglio e speriamo che questo ultimo miglio sia percorso continuando ad avere gli indicatori che stiamo avendo. L'RT oggi fortunatamente cala, è a 0,66, le regole ci dovrebbero far sperare su soluzioni positive in termini di colori nel prossimo futuro, questo però non può essere un liberi tutti, è importante che questo ce lo diciamo. La nostra estate deve essere un'estate che ci consenta di tornare il più possibile alla normalità, però fermo restando oltre le regole, anche questo è l'altro aspetto, l'altro appello quale io voglio ringraziare anche gli organi di informazione, dobbiamo spiegare alle persone che la vaccinazione è lo strumento principale di contenimento del contagio e di contrasto al virus. Abbiamo ancora
un lavoro importante da fare sulle adesioni e quindi è chiaro che occasioni come queste ci aiutano ad andare in questa direzione. Presidente Mareschi Danieli, oggi viene messa in campo una partnership pubblico-privato che mette a disposizione dei cittadini del Friuli Venezia Giulia e dei lavoratori in particolare uno strumento in più contro il Covid. Assolutamente sì, siamo estremamente orgogliosi. Come ho detto prima, la struttura della Regione ci ha supportato fin dall'inizio con una competenza e con una ragionevolezza che ci rende davvero orgogliosi di avere questo tipo di Regione. Oggi si apre la possibilità di vaccinazione ai lavoratori, l'unica variabile che non è sotto il nostro controllo e non è sotto il controllo neanche della Regione è la disponibilità di vaccini. Però noi non potevamo restare a guardare, abbiamo messo a disposizione una struttura. Nel momento in cui la Regione, come ha fatto un giorno e mezzo fa, ci dichiara di avere qualche centinaio di vaccini a disposizione, noi apriamo la struttura, apriamo l'organizzazione, come vedete iniziamo a somministrare. Qual è la platea a cui si rivolge questa struttura? Allora, noi siamo partiti con la vaccinazione dei lavoratori associati a Confindustria Udine, perché le nostre imprese hanno perso troppe opportunità in tutto questo periodo, però ciò non toglie che per una questione etica noi siamo aperti su autorizzazione della Regione, quindi nel momento in cui ci verrà data autorizzazione a farlo, a vaccinare chiunque la Regione lo richieda. Posto? Grazie. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.